Silvia Calamati ci parla ancora una volta di Bobby Sands, tra l'altro in un anno non casuale direi, e ce ne parla attraverso il suo diario, per molti anni rimasto anche nascosto. Che significato forte ha la pubblicazione di questo diario di Bobby Sands? Innanzitutto, se mi permettete, un saluto a tutti gli affezionati di Radio Sherwood che in questi anni mi hanno seguito in tutta la mia attività di giornalista. Devo dire che Radio Sherwood ha contribuito in passato a fare controinformazione nei confronti di questa guerra dimenticata che si è combattuta in Irlanda del Nord, per cui grazie ancora, approfitto dell'occasione. Quest'anno ricorre il 30° anniversario della morte di Bobby Sands, un anniversario importantissimo che è stato ricordato praticamente in tutto il mondo, è stato ricordato a Parigi, è stato ricordato a Madrid e anche in Italia, a Roma, con una bellissima serata nel quartiere di San Lorenzo, a cui ha preso parte un ex prigioniero e compagno di Bobby Sands, Sheena Walsh. Tra l'altro il prigioniero che lesse nel 2005 la dichiarazione di fine della lotta armata dell'IRA, e anche Padova, con questa fiera del libro e con la presentazione del diario di Bobby Sands, contribuisce perciò a onorare e mantenere viva la memoria e il ricordo di Bobby Sands. Il mio libro è la traduzione di un libro scritto 5 anni fa da un altro compagno di prigionia di Bobby Sands, Loris McKeown, e un giornalista di Belfast, Dennis O'Hearn, che al tempo degli scioperi della fame contribuì a far conoscere con i suoi articoli le condizioni in cui versavano centinaia di prigionieri in Irlanda del Nord. Questo libro è stato arricchito dalla sottoscritta da una serie di fotografie del tempo, per cui di archivio, più un reportage fotografico con foto che io stessa ho fatto quando ho avuto l'occasione di visitare il carcere di Long Cash, una visita storica perché dopo pochi mesi il carcere è stato abbattuto, per cui il tentativo di cancellare la memoria storica da parte del governo britannico è tuttora in corso. E al libro sono stati aggiunti, all'edizione originale del libro, e ho aggiunto, perché mi sembrava una sorta di rispetto, dovere nei confronti loro, i profili anche degli altri 9 detenuti che si sono lasciati morire di fame nel carcere di Long Cash, perché Bobby Sands è stato quello più conosciuto, ma dopo di lui ce ne furono altri 9 tra il maggio e l'agosto del 1981, e dietro loro un vero esercito di prigionieri che per anni condussero delle terribili lotte carcerarie, nudi con solo una coperta per coprirsi, in condizioni assolutamente disumane, per cui era giusto ricordare Bobby Sands e anche i loro compagni. Infine il libro si chiude con 7 canzoni ballate. Chi è stato in Irlanda sa l'importanza della musica, delle ballate che raccolgono la memoria storica della storia irlandese. 4 sono state scritte a Bobby Sands e 3 dai suoi compagni di prigionia, per cui è un libro a 360 gradi che mostra il volto non politico, il volto umano, il volto non conosciuto di Bobby Sands, una figura che ormai è diventata una icona nel patrimonio di tutti coloro che in giro per il mondo lottano per la libertà e per la giustizia, e la cui importanza è stata riconosciuta quest'anno con un tributo molto importante, secondo me, il premio Alessandro Tassoni per la saggistica, che è stato appunto assegnato al mio libro. Ecco, nelle pagine del suo diario Bobby Sands diceva anche: il giorno in cui tutti gli irlandesi vorranno la loro libertà sarà il giorno in cui riusciremo a vedere la luna. A tuo modo di vedere le cose, ti pare che questo possa essere il giorno in cui non solo gli irlandesi, ma a livello europeo, mondiale, qualcuno abbia veramente voglia di vedere questa luna? E mi riferisco anche al fatto che per esempio il 15 settembre a Roma c'è questa chiamata all'indignazione e questa giornata europea dell'indignazione in cui tutti sono convocati a reclamare i propri diritti e soprattutto anche la propria libertà. Cosa farebbe e cosa direbbe Bobby Sands?
Bobby Sands direbbe, come ha detto, una cosa molto importante. Ognuno ha il suo compito da svolgere, nessuno è troppo giovane o troppo vecchio per fare qualcosa. Obiettivi e punti di riferimento che possono sembrare in certi momenti molto 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 lontani, in realtà nel giro di brevissimo tempo, per un insieme di circostanze, poi possono cominciare a diventare realtà. Pensiamo alla primavera africana, chi l'avrebbe mai pensato? E chi avrebbe mai pensato che fra 2 settimane, alla fine di ottobre, nelle elezioni nella Repubblica d'Irlanda, per l'elezione alla Repubblica dell'Irlanda, candidato c'è Martin McGuinness, una figura molto importante nella storia della resistenza militare alla lotta contro il governo britannico, che è candidato per la presidenza. Questo sarebbe stato una cosa assolutamente impensabile fino a poco tempo fa, ma può darsi che diventa una realtà, e questo spero che sia anche di buon auspicio per tutti coloro che in giro per l'Europa, indignati adesso anche in Portogallo. Tu ti senti indignata, Silvia? Io sono molto indignata come giornalista, sono molto indignata come dipendente pubblico, per cui io poi amo tra l'altro anche molto la Grecia, per cui seguo anche molto da vicino la questione greca, perché viene sempre trattata a livello di massimi sistemi di economia, però bisognerebbe andare veramente a fare più servizi. Adesso si sta cominciando in TV a parlare con la gente e sentire che cosa veramente significa avere uno stipendio di 600 euro, avere dei tagli alla pensione e non trovare, come è successo molte volte, andare in giro per Atene e non trovare neppure l'aspirina perché cominciano a mancare anche i medicinali, per cui insomma indignatevi del mondo, unitevi. E soprattutto anche, come si dice in Irlanda, il nostro giorno verrà? Sicuramente, ciò che è là, in gaelico. Grazie. Salve. Allora, la domanda che volevamo fare è quali sono allora gli altri bastardi e da dove vengono, se ce lo vuole raccontare. Dappertutto. Diciamo che la guerra imbastardisce tutti i rapporti umani, tra soldati e civili, tra uomini e donne, tra vecchi e giovani, perché i primi seppelliscono i secondi, diciamo inverte addirittura l'ordine naturale delle cose in qualche modo, quindi è una forza come un gorgo che imbastardisce e involgarisce la civiltà. Pertanto non tutti i bastardi sono di Vienna, vuol dire ovviamente sono dappertutto, in ogni luogo e in ogni tempo. E in questo romanzo si combatte per la propria libertà, si combatte per liberarsi da qualcosa insomma che non ci appartiene, e non so se lei è al corrente, il 15 settembre a Roma, rispondendo all'appello europeo per la giornata dell'indignazione, altrettante persone si recheranno proprio per reclamare i propri diritti e anche per un certo tipo di libertà, insomma. Lei si ritiene indignato in qualche modo in questo tempo, in questo periodo? Ma non so bene, perché secondo me io non credo nella cultura del piagnisteo, credo che ciascuno debba trovare in se stesso le energie per reagire alla volgarità dei tempi, però mi domando se sono mai esistiti i tempi, in realtà, i tempi buoni. L'età dell'oro io credo non esista, credo che la storia umana sia un luogo davvero poco abitabile e davvero poco gradevole. Spetta a tutti e da ciascuno di noi fare del proprio meglio per migliorarsi innanzitutto, più che per migliorare gli altri. Troppo spesso cerchiamo di migliorare ciò che è fuori di noi, ci dimentichiamo che tutto comincia nel nostro piccolo giardino di casa. Quindi per non piangersi addosso, insomma, lei proverebbe insomma anche in qualche modo a suggerire un'alternativa? Sì, secondo me, almeno in questo libro si parla di una battaglia per resistere e per difendere la propria dignità. La dignità di ciascun uomo è fondamentale, solo là dove l'ultimo degli uomini vale tutto, ciascuno conta qualcosa, e io ci tengo a contare qualcosa, non molto, ma qualcosa. La ringrazio. Prego.